Mentre l'eco delle sirene dei soccorsi e le parole dei giornalisti che annunciano i numeri della tragedia risuonano ancora nell'aria, a Santa Ruffina, San Felice e Pianola si ricomincia a vivere. All'interno delle tendopoli ogni giorno che passa si respira un'aria diversa, qualcuno sussurra di nuova normalità. Lo so che può sembrare una parola esagerata, mi dice una mamma che ha appena preso dentifricio, spazzolino e vestiti per i suoi figli. Ma dopo giorni di polvere, dolore, ruspe e ambulanze, anche poter ordinare qualcosa per la propria famiglia fa sentire un po' più normali e fortunati. Sono tutti i miei figli all'appello, la casa no, ma i figli sì, quindi va benissimo. Questi sono indumenti che sono stati acquistati ieri però dagli sfollati, non sono indumenti che sono arrivati da donazioni, le loro richieste, insomma, materiale particolare. Famiglia per famiglia. Comunque qua ci sono sfollati sia di L'Aquila che di Ocre, il grosso numero è dell'Aquila. Ci sono molti bambini? No, qua no, ce ne saranno una decina, sì o no. Ne abbiamo contati una decina, noi piccoli ce n'è una che ha 4 anni e mezzo e gli altri bene o male sono sui 10-11 anni. La giornata va avanti, bisogna portare brandine, montare altre tende, preparare la cena per 400 persone. Annoto stupito alla quantità di lavoro che si muove attorno a me. Tra la vita che scorre lenta del dopo terremoto c'è un formicaio di aiuti silenziosi. Sono i volontari, uomini e donne della Protezione Civile, che hanno lasciato le proprie case e che vivono la stessa vita degli sfollati. Si chiama solidarietà. Dietro alle polemiche della solita vecchia politica italiana c'è un esercito che non parla ma agisce. Sono delle persone splendide, non ci possiamo lamentare, sono bravissime, gentilissimi. Come facevamo senza di loro? Sarebbe stato impossibile, quindi mille ringraziamenti a tutti quanti. Qua hanno bisogno di noi, avendo cucine e quant'altro, mettiamo a disposizione la nostra volontà di essere presenti non solo ora, ma anche nel futuro. Abbiamo già fatto turnazioni e siamo coperti già per 2 mesi, dunque poi riprenderemo noi. Luigi, che cosa hai fatto fino adesso? Ho montato tende e andato a controllare nei vari cantieri come andavano avanti i lavori e vedere, guardare, parlare con la gente e comunque con il cappello che si porta in testa quando che non si è in zona di pericolo si dà anche un attimo di tranquillità alle persone che ci guardano. L'abbiamo creata a Verona la Protezione Civile, degli alpini, intendiamoci. Siamo andati avanti. E dopo con tutte le cose che abbiamo fatto in compagnia, sempre. Dov'è che sei andato? Ostinata, in Italia non ho fatto l'Irpinia, ho fatto il Kosovo, ho fatto l'Algeria. Un volontario della Protezione Civile del gruppo degli Alpini di Verona, giusto? Allora sei andato, ci hai appena detto, in tantissimi posti. Quello che ti ricordi di più? Il Kosovo. Perché il Kosovo? Si è visto delle miserie enormi quando sta la guerra nel Kosovo, che abbiamo visto, abbiamo fatto il campo a Kukës, abbiamo fatto un mese a Kukës, dopo siamo andati giù a Valona, altro campo, abbiamo fatto 48 giorni via dall'Italia quando c'è stata la guerra nel Kosovo. Ma non solo, ci sono anche gli altri qua che hanno fatto tutte queste cose qua. E ho 76 anni. E che cosa la spinge a ritornare anche adesso in Abruzzo? La passione. La disperazione della gente e tutto da rifare, da sistemare. Nel cuore della gente c'è qualcosa, c'è un sospiro di sollievo quando si vede questo cappello, o mi sbaglio? Sì, molto, molto. Dove siamo andati noi hanno sempre avuto un bel ricordo. Bisogna ringraziare anche le nostre mogli che le lascia venire via così. State smontando a velocità luce un campo, com'è possibile? Esperienza
allenamento, esercitazioni. Sono noiose, a volte le malediciamo, ma poi quando siamo sul campo ci portano a fare le cose in automatico, sappiamo esattamente cosa sta facendo il nostro compagno anche se non lo vediamo, e questo è fondamentale perché in situazioni di stress trovarsi automaticamente non è solo un vantaggio per noi, è un vantaggio per chi andiamo a aiutare naturalmente. Ecco, quante tende ci sono qua all'interno del campo San Felice d'Ocra? Circa una cinquantina. Quanto ci metterete a smontarle tutte? Il tempo, così, questa è stata smontata un quarto d'ora impacchettata e va sul campo. Io sono arrivato lunedì sera alle 19:30 e con la funzione di essere l'occhio e la bocca della Regione Veneto nel territorio colpito dal sisma. È evidente che questa funzione, in particolar modo nelle prime ore, è utilissima perché serve a registrare lo stato di fatto, da parte di chi conosce qual è la struttura che la Regione Veneto può mettere in campo.